Barbara Maculana, presidente Associazione Mimosa. Parliamo della situazione prostituzione in Veneto. Com'è? Ma i dati della prostituzione in Veneto sono piuttosto stabili. Nel 2014 si confermano le 1500 presenze delle persone che si prostituiscono in strada nella nostra regione. L'anno precedente erano una trentina di unità in meno, cioè 30 persone in meno, quindi più o meno siamo sulle 1500 persone. Sicuramente c'è una collaborazione un po' più intensa rispetto agli anni precedenti anche con le forze dell'ordine per quanto riguarda l'emersione del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, tant'è che al numero verde nazionale contro la tratta, che è gestito dal Comune di Venezia, per il Veneto ci sono state segnalazioni e richieste di fuoriuscita maggiori, un numero maggiore rispetto all'anno precedente. Sarà interessante adesso vedere rispetto al 2015 più o meno i dati. Ecco, i dati parziali, soprattutto relativi alla città di Padova, dove vigeva un'ordinanza che è entrata nel regolamento comunale, evidenzia un calo sensibile delle presenze in strada, in alcuni casi anche del 50% in alcune zone, soprattutto Arcella, diciamo così. La zona industriale è la zona più popolosa, però sicuramente una contrazione delle presenze si è più registrata nella zona Arcella. Sarà interessante ora vedere nei prossimi mesi se questo è un effetto temporaneo, come spesso succede, o se è confermato un calo delle presenze. Quello che ci dicono le persone in strada rispetto alle colleghe che non sono più presenti è che qualcuna lavora al chiuso. E per noi questo però è un grosso problema perché si fa fatica a raggiungere le persone al chiuso, quindi se ci fossero situazioni di sfruttamento è impossibile arrivare a quelle persone. E in altri casi alcune donne, ragazze si sono spostate in altri paesi europei.